Siamo nel cuore del territorio di Itri e ci troviamo a Surrecreu, che è molto di più di un agriturismo, è una storia di una famiglia coraggiosa con la passione per la terra sarda. Il tutto nasce da una visione di Piera e Gavino, ma oggi è Antonio insieme alla famiglia a portare avanti questa realtà con lo stesso spirito autentico e uno sguardo rivolto al futuro. Antonio, raccontaci un po' come nasce Surrecreu. Allora, Surrecreu è nato dalla passione e dall'amore dei miei genitori. Nel 2001 abbiamo deciso di creare questa attività agrituristica che ha preso il nome proprio di Surrecreu, è un nome che ha deciso mio nonno e che quindi è stata una grandissima emozione data soprattutto da lui. E racchiude un significato molto ampio, parla del ristoro, del ricrearsi, quindi Surrecreu vuol dire che dopo una giornata di lavoro, dopo una giornata impegnativa, si viene qua a ricrearsi in contatto con la natura, con il bell'ambiente, con il buon cibo. Mia madre ha sempre avuto questa passione, questo piacere per la cucina, infatti questa sua vena artistica che poi ha potuto provare tramite anche in comitive con amici che venivano a mangiare a casa e hanno visto questa sua passione, questa particolarità che cucinasse molto bene, e questo poi ha portato a poter aprire anche l'agriturismo, quindi poter unire l'attività agricola alla produzione e alla trasformazione delle pietanze, perché comunque l'allevamento se ne occupava sempre mio padre. Quindi quella dei tuoi genitori è stata una scelta forte e coraggiosa. È stata una scelta forte e coraggiosa, sì. Piena comunque anche di tanti ostacoli che grazie a Dio siamo riusciti a saltare piano piano, con sacrifici, con amore e tanta passione. Chi fa una scelta agrituristica sa che ci saranno tantissimi sacrifici, ma comunque tantissimi obiettivi e molte cose positive che poi si vanno a creare. Infatti la cosa bella dell'agriturismo è poter anche usufruire di diversi finanziamenti, come è capitato anche a noi, per poter ampliare e poter ingrandire o dare sempre dei servizi differenti più importanti al nostro commensale. E come si è trasformata l'azienda negli anni? L'azienda negli anni si è trasformata moltissimo, ogni anno facevamo dei progressi anche grazie al lavoro, nonostante comunque non siamo in un punto proprio turistico, ma è bello quando ti vengono a cercare, perché comunque sei anche una particolarità nell'agriturismo ed è quello che comunque ci ha diversificato molto. E per tutto quanto era qua, questa qua diciamo la sala storica, che prima era il Coile dei Maiali, che poi è stata rivisitata, abbiamo creato la prima sala, poi abbiamo creato la veranda, man mano è stata ampliata la cucina, abbiamo aggiunto le camere successivamente, quindi le prime 3 camere, poi i bungalow, quindi abbiamo anche 14 posti letto, infatti facciamo anche da B&B, e da lì poi abbiamo studiato per la fattoria didattica, quindi soprattutto con i bambini, con le scuole, far vedere tutto quanto la filiera del formaggio, far conoscere la filiera anche del pane, quindi far toccare a mani nude anche l'animale, capire la produzione, la fuoriuscita del latte, poter toccare il formaggio con le mani, proprio quell'emozione particolare che a volte questi bambini non hanno possibilità di poterla provare anche perché vivono magari in città, quindi farli vivere proprio una filiera produttiva e poter consumare ciò che vanno poi a lavorare. Poi c'è da dire che grazie al finanziamento del GAL, quindi l'Unione dei Comuni del Coros, siamo riusciti a ottenere un finanziamento importante che ci ha permesso di non lavorare solamente in cucina, dove lavoravamo in piccole quantità e in piccoli spazi per fare trasformazioni di formaggio, di salumi e così via, e veniva anche difficile perché comunque la cucina la utilizzo ovviamente con le pietanze per i commensali, e qui abbiamo creato giù il laboratorio polifunzionale che in giornate alternate ovviamente andremo a lavorare sia formaggio, sia la pasta fresca e i dolci. E quanto è stato importante questo supporto per crescere e innovare? Diciamo che non basta mai, perché comunque c'è sempre da fare in agriturismo e c'è sempre da innovare, quindi si cerca di chiudere un cerchio con piccoli servizi, ma comunque che creano delle esperienze importanti per i nostri ospiti, soprattutto gli ospiti delle camere, quindi poter dare dei servizi nonostante siano distati un pochettino dal mare e poterli soffermare sempre di più all'interno dell'agriturismo. A di fuori di poter fare un laboratorio del formaggio, una visita dell'attività, è in progetto anche un'eventuale piscina, che è un modo anche per poter trattenere l'ospite e farlo soffermare di più proprio in un'area agrituristica e non per forza un'area marittima.
Se la video intervista è stata di vostro gradimento, vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube di Sardegna Impresa. Quali sono i valori che guidano Surrecreo ancora oggi? Il valore più importante è la famiglia, senza ombra di dubbio, perché comunque il cambio generazionale, quindi da parte dei miei genitori alla mia entrata, ovviamente ha permesso di poter un po' modernizzare l'agriturismo e dando anche un'entità diversa all'agriturismo storico. Non che l'agriturismo storico ovviamente sia sbagliato, però il mio obiettivo è quello di poter far vivere un'esperienza culinaria e differente da solito, quindi poterci anche diversificare da molti altri tipi di strutture. E in che modo cercate di trasmetterli a chi viene da voi? In che modo? Innanzitutto con la cucina, senza ombra di dubbio, e poi con il racconto della nostra storia. Diciamo che il pubblico più interessato è quello che viene a vivere soprattutto un'esperienza dove usufruisce anche del nostro servizio delle camere e quindi ha modo di poter soggiornare e di poter dedicare anche più tempo nella visita dell'agriturismo in generale, quindi dalla cucina all'allevamento e a tutto. E quindi far vivere proprio il buon Recreo che si portano via questa bella esperienza, magari anche con un piccolo prodotto di nicchia della nostra attività. Come immagini il futuro di Surrecreo? Come immagino il futuro di Surrecreo? È un'immagine ancora non completa, perché comunque ci sono diversi pezzi del puzzle che si devono unire e a questo puzzle si è unita per fortuna anche la mia compagna che con tanta determinazione e tanta passione, adesso anche di piacere, si è innamorata dell'azienda agricola. Quindi per me è un pacchetto completo già questo. Noi soprattutto ci vogliamo specializzare sul latte caprino, quindi poter lavorare molto col latte di capra, visto che comunque è un latte con un contenuto già molto basso di lattosio e soprattutto molto digeribile, e poter fare diverse trasformazioni dal formaggio agli yogurt e così via. È già la prima idea che mi ha dato una volta che siamo riusciti a prendere questo finanziamento. Ovviamente io do un significato all'impresa come qualcosa di unione, quindi fare rete. È stata una scommessa quella di aprire un agriturismo a Itri, sinceramente in molti non ci credevano ed è bella questa testardaggine che hanno avuto i miei genitori e che comunque poi sono riusciti a tramandarmi. Tanto che dopo anche la mia esperienza nella scuola alberghiera, dopo essermi diplomato, avendo fatto qualche esperienza fuori e qualche stagione, ho avuto il piacere che mia madre soprattutto mi accogliesse all'interno della cucina con le mie idee e con gli studi che avevo fatto comunque per poter approfondire e dare una nota anche diversa all'agriturismo. Ora come ora penso che sia molto complicato poter aprire un agriturismo, quindi la fortuna potrebbe essere quella di poter avere un parente molto stretto e il quale ci possa essere questo cambio generazionale per poter continuare l'attività agricola. E una volta che si entra in questo mondo, si entra con molta passione, con molta determinazione, con tantissimi sacrifici e soprattutto con diversi obiettivi, degli obiettivi che bisogna raggiungere per poter far sì che questa azienda diventi sempre più grande e che comunque sia diversa dalle altre. Questo è un po' il mondo Surrecreo. Per restare sempre aggiornati sui prossimi contenuti vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube di Sardegna Impresa.